Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Sfogliamo Insieme by Reni Toons. Benvenuti a tutti, grazie di essere qui con me, benvenuti, benvenuti a chi si è collegato già adesso in live e salve a chi si collegherà in differita e vedrà questo come se fosse un normale video e non una live. Oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di un nuovo numero di Japan Magazine, ma non solo, non solo. Qui dietro vedete è sparito il monitor gigantesco, il televisore grande che c'era e il mio presepe ha preso il suo posto. Il presepe lo potete trovare nel dettaglio in un video a lui dedicato che ho pubblicato sul mio canale, quindi andate a cercare il presepe del 2024 dedicato appunto a Natale 2024 e troverete appunto il dettaglio di questo presepe. Ok, tra l'altro di questo presepe mi manca ancora il motore di questo mulino che si vede poco, di quel mulino, perché diciamo si ruppe qualche anno fa e finalmente quest'anno ci siamo decisi, lo abbiamo comprato visto che abbiamo girato un po' e non si trova quasi più niente per il presepe, benché meno i mulini con i motori passo passo che girano tra gli 8 e i 10 giri al minuto. Ok, quindi devono essere motori molto lenti per essere usati all'interno di un presepe e io praticamente avevo tutta la struttura, mi si era bruciato il motore, ripeto, qualche anno fa e quindi niente. Praticamente adesso ho comprato il motore, quando arriverà lo dovrò semplicemente sostituire e poi anche questo mulino che si vede molto lontano, qui è molto piccolo, questo mulino comincerà a girare di nuovo. Per il resto ci sono ovviamente qui, vedete, questo è un mulino ad acqua, questo che gira qui è un mulino ad acqua, ci sono diverse pompette che fanno circolare l'acqua all'interno di questo presepe. Ok, detto questo, iniziamo subito come al solito. Sono le ore 11 e 49 minuti di questo sabato 14 dicembre 2024. Natale è prossimo, Natale si avvicina. Io ne approfitto anche, visto che siamo in periodo natalizio, per fare gli auguri a tutti. Quello che vedremo oggi, facendo anche l'unboxing, è anche qualcosa che riguarda il Natale, ma non solo. Allora, ho fatto degli acquisti su Amazon, qualcosa mi è già arrivato, qualcosa deve ancora arrivare, quindi diciamo che abbiamo un po' di pazienza, però fa niente, diciamo, io ho tanta pazienza e non vado mai di fretta. Chi mi segue lo sa, chi mi segue lo sa. Allora, detto questo, buona Biro, c'ho il cagnolino che ogni tanto abbaia quando sente qualcuno che diciamo che va per le scale. Allora, dobbiamo fare, diciamo, lo sfogliamo insieme, lo vedete lì, eccolo qui, più in grande, Japan Magazine, tra l'altro dedicato a Ranma. Non vi ho portato qui niente che riguarda Ranma, vi farò però soltanto un'introduzione brevissima tra parentesi. Ranma è tra i miei cartoni animati preferiti della Takahashi, ma a me piacciono un po' tutti quelli della Takahashi, quindi chi mi segue lo sa. Ranma è stato uno degli anime e manga preferiti anche da mia figlia, tant'è vero che lei ha anche dei quadretti nella sua stanza, ha degli action figure dedicati a Ranma. Noi dal nostro diciamo nella nostra storia tra me e mia moglie abbiamo tutti i fumetti, quindi dell'epoca degli anni 90 quando sono stati pubblicati. Diciamo di Ranma abbiamo un parecchio materiale dedicato a, diciamo, a questo anime così divertente, diciamo, perché è molto divertente poi come anime e anche come manga. Quindi non ho portato nulla perché ci sarebbe voluta una live lunghissima, anche perché come vedete ci sono dei pacchi, qui bisogna procedere, diciamo, a fare l'unboxing anche di questi pacchi e poi faremo lo sfogliamo insieme. Detto questo, quindi io mi dedicherei subito a fare l'unboxing di quello che è un vinile che è uscito da poco, di un artista di cui io ho tantissimi vinili, diciamo,
potrei dire di avere la discografia completa, però non è proprio così perché ci sono degli speciali molto costosi che io non mi sono sentito di acquistare. Però diciamo che come vinili, come LP ce li ho già, come cofanetti no. E poi mi manca sempre all'appello il concerto al Circo Massimo che è uscito in versione vinile solo ed esclusivamente in un cofanetto che ha un prezzo abbastanza elevato. Detto questo, quindi mi sa che avete già capito chi è. Questo è l'involucro di Amazon, il baffo che ride. Noi andiamo a vedere di qua, come vedete c'è sempre il pallino con la direzione della freccia per andare ad aprire questo pacco e noi procediamo proprio come c'è scritto lì e andiamo a fare l'unboxing, diciamo, di questo pacco. Ovviamente questi sono i soliti pacchi vinilici di Amazon, questi sono dedicati proprio ai vinili per farli arrivare intatti nelle nostre case e andiamo a vedere, diciamo, esatto, però lo dobbiamo vedere così. Avete già letto di chi si tratta, Vasco Rossi, eccoci qua, e questo è un LP che mancava alla mia collezione. Rock, non l'ho pagato tantissimo, tra l'altro ovviamente è edizione limitata Splatter, vedete? Rock Vasco Rossi, edizione limitata, ok? E quindi andiamo a vedere anche se mi mette a fuoco, ma sì, vedete, questi sono i brani contenuti in questo bellissimo vinile Splatter, ok? Ok, e quindi questo è il vinile molto veloce perché poi non vi ho fatto vedere gli altri che c'ho, tanto li abbiamo visti, andatevi a cercare le vecchie live in cui abbiamo più volte parlato di Vasco Rossi. Questo, se non volete spendere tanti soldi, avete un amico che colleziona vinili e a cui piace Vasco Rossi, questo potrebbe essere un'idea regalo. Vi metterò il link anche qui sotto alla descrizione di questa live, nella descrizione vi metterò il link poi per andarla a prendere. Se no, se volete degli altri vinili, c'è sempre il mondo del vinile.it dove potrete prendere spunto per i vostri regali di Natale. Forse ce la fate ancora a riceverli se avete Amazon Prime, forse ce la fate ancora a ricevere, diciamo, questi vinili prima di Natale. Ok, lo mettiamo qui dietro, così si vede, anzi, ancora un po' così. Va bene? Ok. E adesso dobbiamo procedere all'apertura di questi altri due pacchi. In questi due pacchi c'è materiale natalizio, ok? Per l'apertura dei due pacchi mi servirò del mio fedelissimo coltellino rosso. Allora, io direi procediamo con l'apertura prima di questo. Qui dentro c'è segnato che ci sono delle batterie, ma batterie non ce ne dovrebbero essere. Non ho comprato nulla a batterie. Quindi diciamo sono stupito quanto voi di UN, cioè io ho comprato roba a corrente, ma di sicuro non a batterie. Andiamo a vedere, ma anche perché le leggi sono molto severe per quanto riguarda il rispetto delle, diciamo, delle norme per quanto riguarda l'inquinamento, e le batterie, diciamo, sono considerate appunto inquinanti. Allora, andiamo a vedere. Ah, ok, e qua io mi sono già preparato per farvi vedere, ok? Guardate cosa ho preso. E qui c'è da fare una piccola introduzione. Ho preso queste. Ieri mi sono arrivate queste. Sono due serie da 20 metri l'una. Allora, facciamo un'introduzione a questo prodotto. Tra l'altro ve lo metto qua, così lo vedete e poi lo vediamo anche acceso. Ok? Non sono video sponsorizzati, questi li ho comprati e costano un sacco di soldi, eh. Io ho comprato le lucette per l'albero di Natale
con 40 euro ho preso 1580 LED per l'albero di Natale. Adesso qua non ho le scatole, ma le ho prese dal cinese. Tra l'altro questo negozio aveva il 50% di sconto su tutto ciò che era natalizio, quindi pure le stelle di Natale, quelle a LED, tutto quanto c'era il 50% di sconto. Quindi io quelle lampadine le ho pagate anche molto poco, di vero, con 40 euro 1580 LED. Ho preso 4 serie di lampadine, di cui una tra l'altro avrei voluto usarla per il presepe, ma a questo punto io ho usato quella vecchia per il presepe. Questa c'ho un'altra idea di come adoperarla, perché questa è anche molto luminosa, ma questa tipo l'ho pagata 5 euro, 180 LED. Poi vi faccio vedere quanto sono luminosi questi LED. Però mi è nato un problema. Allora, per l'albero di Natale ho acquistato dei LED di 4 colori, i 4 colori canonici, quindi sono il blu e il verde, il giallo e il rosso, ok? Però io che cosa ho notato? Io l'ho dovuto ricomprare perché ho svampato, signor, ho bruciato una serie di lampadine a LED che erano molto luminose, molto belle, comprate diversi anni fa, in cui dalla centralina partivano 4 più 1 fili, quindi 5 fili partivano dalla centralina e praticamente comandavano i 4 colori LED che erano disponibili sulla serie. Ok? Quindi si potevano accendere il rosso, il giallo, il verde e il blu separatamente uno dall'altro, quindi i giochi di luce potevano essere più numerosi tra l'altro, ma poi potevano giocare anche sul fatto di accendere soltanto la luce rossa o soltanto la luce gialla o soltanto la luce blu, capito? Quindi era, diciamo, una bella serie di lampadine. Poi io quando mi ha fatto la fumare che ho bruciato, poi quelle sono delle centraline che sono una risata, alla fine ho tagliato tutto, mi sono arrabbiato, vabbè, perché mi è dispiaciuto, perché erano dei LED molto buoni quelli, era una bella serie di lampadine, però ho preso, ho buttato tutto, ho tagliato tutto, ho buttato tutto, e così è andata a finire questa serie di lampadine. Ho cercato e ho visto che abbiamo girato diversi negozi anche più importanti che adesso mettono sempre insieme il blu col verde e il giallo col rosso, quindi non c'è più praticamente dalla centralina, che adesso è tutto inglobato nella spina addirittura, da quella centralina partono due fili che comandano due colori, quindi uno è è il giallo rosso e uno è il verde blu. Quindi i giochi sono molto limitati e diciamo, si differenziano solo per la diversa intermittenza, cioè il tempo di accensione di una rispetto all'altra. Che ne so, c'è sta il gioco che sfumano uno e gli altri, oppure che lampeggiano, 2 volte lampeggia giallo rosso e 2 volte lampeggia verde blu. E quelli è molto limitato come giochi di luce. A me, siccome dovevo acquistare, visto che c'ho un tubo fuori da 50 metri, che diciamo, stando sempre fuori, non l'ho mai levato, sia un po' cotto, e non solo, ma poi anche quello, tra l'altro quello ancora peggio, perché quello aveva 4 LED blu, 4 LED verdi, 4 LED rossi, 4 LED gialli, e si accendevano sempre a coppia, rosso, giallo, verde, blu. E siccome in alcuni punti si sono fulminati, ci stanno dei punti che quando si accendono il verde e il rosso, alcuni punti cioè il verde e il blu, alcuni punti sono illuminati, altri no, perché sono pezzi fulminati. Poi quando si accende il rosso e il giallo, magari si accendono per un certo punto, poi c'è stata un'interruzione, insomma è diventato orribile, non si può vedere, quindi dovrò togliere quel tubo e al posto di quel tubo ci dovrò mettere queste. Allora, detto questo, io vi voglio far vedere addirittura già come queste, meno di 10 euro, vedete come, vi faccio vedere come sono adesso le spine normali. Da qui partono questi che sono, a parte che sono molto sottili, è una coppia di fili, vedete, sono due. Mentre io adesso non ce l'ho disponibile perché ce n'è ancora qualcuna di queste serie di lampadine vecchie. C'era la spina, che poteva anche essere Siemens come questa, quindi Sciuco, la spina Siemens. E poi da questo partiva un filo doppio, quindi linea e neutro, e poi andava a finire alla centralina dove c'era il pulsante, e invece qui il pulsante è questo qui, ok? E quindi andiamo a vedere la luminosità. Guardate, vado a prendere una riduzione da Siemens, ce l'ho al volo.
Tra l'altro queste serie di lampadine consumano molto poco, veramente poco. Allora, sono adatte per interno e esterno, infatti sono tutte, vedete c'è questa che va avvitata bene perché c'è una guarnizione dentro che impedisce all'acqua di entrare. Ok? Adesso noi mettiamo un attimo la riduzione, noi siamo all'interno, prendiamo la prolunga che mi ero preparato, andiamo ad attaccare, vedete? Tra l'altro queste sono color oro e sono esattamente quelle che servivano a me per il presepe. Ovviamente i giochi si limitano a, diciamo, a due fili, diciamo, quindi 2 per 2, 4 giochi, 2 alla seconda, vedete? Sfumano parte una, poi sfuma e si accende l'altra, guardate, Adesso ce ne sono alcune spente qui, lo vedete? Adesso sfumerà, vedete come sfuma? E accende quelle altre, guardate, guardate. Ok, e partono quelle altre. Va bene? E quindi questa è la serie classica. Troviamo, questa la potete trovare fino a 9,90 € con 180 LED, non di più. 180 LED intorno tra i 5 e i 10 euro. Salve Andrea, buongiorno, benvenuto. Sto facendo vedere, diciamo, prima di fare lo sfogliamo insieme di Japan Magazine, abbiamo già aperto questo vinile che vedete qui. Questo è Rock di Vasco Rossi, in edizione splatter natalizia, diciamo. E questo è l'altro gioco di luci, vedete che giocano molto il tempo di lampeggiamento dei singoli LED, perché di più non possono fare, diciamo, con soli due fili a disposizione, anzi che riescono a fare questo. Questi invece si accendono tutti e si spengono tutti sfumando, quindi sono anche dimmerabili. Usiamo un po' di terminologie italianizzate, da dimmer, che è l'apparecchio che serve per sfumare una qualsiasi fonte luminosa, chiamiamolo dimmerabile in italiano. Dimmerabile, vabbè, diciamo che sfumano tutti quanti insieme. E questi possono essere tranquillamente adoperati per i presepi, perché se uno li mette che sfumano uno nell'altro, diciamo la funzione per il presepe può essere neanche questa, ecco, questa qui, che se ne accendono alcuni, poi sfumano e si accendono le altre e possono simulare un po' le candele o i focolai che potevano esserci dentro le case. Quindi questo lo trovate dai cinesi tra i 5 e i 9 euro, magari 9,90 €, quindi tra i 5 e i 10 euro, quindi non sono granché. Andiamo a vedere la differenza invece con questi acquistati su Amazon, che invece ne costano, mi pare, una sessantina. A parte, vabbè, questo è 20 metri, ok? 20 metri, allora, andiamo a vedere perché voglio far vedere quello che già ho aperto, e non è questo. Tanto sono esattamente uguali, identici. Io li metterò tutti quanti al posto del tubo da 50 metri che ho. Allora, andiamo ad aprire questa che già l'avevo aperta. Sì, era questa. Vabbè, qua se noi la apriamo c'è parecchia roba, vedete? Allora, questa è, diciamo, una guida ai pericoli, perché ovviamente qui dentro ci passa la corrente, vedete? E c'è, diciamo, in tutte le lingue. Italiano, vedete, c'è anche in italiano. Aspettiamo che mette a fuoco, vedete? Pericolo di ingestione, potrebbero verificarsi morte o lesioni gravi, tenere le batterie nuove fuori, perché qui dentro c'è anche, diciamo, allora c'è questa non è una striscia LED normale, adesso andremo a vedere, ok? Con tanto di controller e poi di spinotto per esterni. Questo è un trasformatore particolare in cui, vedete, questo cerchietto arancione è una guarnizione che va avvitata poi vicino al LED. Ok, come vedete qui vicino c'è anche questa che va avvitata vicino al ricevitore. Poi c'è un comodo telecomando, un comodissimo telecomando
e vi forniscono anche le fascette stringitubo, vi forniscono anche dei gancetti qualora li doveste agganciare, questa serie di LED, ed anche altri gancetti con le viti addirittura, vedete? Qui dentro ci sono anche delle viti, quindi molto buona già come dotazione. E poi ovviamente c'è un manuale d'uso che non è il solito manuale di 3 paginette, ma è un manuale di diverse pagine. Come vedete, questa striscia LED ha una particolarità, che si può anche usare con il cellulare, con l'app, ok? Questa però viene venduta anche con dei programmi già preimpostati, ok? Quindi noi andiamo ad attaccare quello che è il trasformatore alla striscia LED, molto semplicemente andiamo ad attaccare, e poi va stretto. Adesso io non lo stringo, tanto poi lo dovrò smontare. Comunque va avvitato qui vicino in modo che diventa stagna, ok? Andiamo a vedere i giochi di luce invece di questa qui. Guardate che differenza con quella che vi ho fatto vedere prima, Allora, guardate, ve la metto un po' lontano così si riescono a vedere, forse, ecco, guardate che spettacolo. Questi sono i programmi di default, Adesso voi la vedete arrotolata, ma ve la dovete immaginare tutta lunga, srotolata e retta, diciamo, non circolare. Quindi questi sono tutti i giochi che sfumano andando poi verso il centro. C'è l'inizio diciamo, della serie, vedete? Praticamente può diventare tutta bianca, tutta rossa, tutta blu, tutta gialla, tutta verde, e poi può diventare addirittura i colori che non ci stanno. Questo per esempio è il rosa, quindi non è solo verde, giallo, blu e rosso, no, c'è anche, che ne so, il verde chiaro, il verde scuro, c'è il rosa, l'arancione, ci sono un po' tutti i colori, riesce a farli un po' tutti quanti, visto che ogni singolo LED all'interno di questa striscia LED fatta anche per esterni è RGB, questo è RGB normale, quindi ogni singolo LED qui è RGB, e quindi questa serie di lampadine riesce a riprodurre, diciamo, una gamma pressoché illimitata di colori, vedete? Ve l'ho avvicinata apposta. Quindi se volete mettere su un balcone una bella serie di lampadine, vedete? Guardate quanti giochi di luce, questo è solo il demo, Poi ve li potete programmare voi con la app. I giochi di luce sono programmabili con la app. Guardate che bello che è così. Cioè, diventa veramente uno spettacolo. Vedete che si accendono singolarmente. Cioè, ogni singolo LED può essere comandato, diciamo, dalla app. Mamma mia che spettacolo, guardate. Vedete, rosso, poi il blu che prende il posto del bianco. Questo è blu scuro, non l'avete visto perché poi la telecamera non rende bene, però guardate che spettacolo, cioè. E questi sono solo i giochi di default, Io non ho toccato niente e non ho tantomeno toccato neanche il telecomando che vi danno in dotazione. Ma questo tanto a poco vi serve se non a programmare ed agganciare questa serie di lampadine con l'app. Ok? Quindi poi questa va programmata, diciamo, dopo averla connessa e attaccata, poi va programmata col cellulare, e potrete poi inviare il vostro, diciamo, gioco di luce alla centralina, che è questa qui, che poi provvederà a, diciamo, vedete che poi c'è qui il codice a barre per andare a scaricare l'app. Ok, l'app per adesso mi sembra di aver letto che c'è solo per Android. Guardate che bello questo gioco, guardate, ve lo metto più vicino. E comunque, quindi questo è giustificato il prezzo di questa serie di lampadine rispetto alle altre serie di lampadine che trovate attualmente dai cinesi. Ok, adesso io svido qui e stacco, ok,
e poi oggi pomeriggio ci divertiremo, dovremo prima togliere quella vecchia, quel tubo vecchio tutto rotto che andrà buttato, e poi mettere questa che è nuova. Ok, allora quindi questa la mettiamo qui dietro e adesso andiamo ad aprire l'ultimo pacco prima di poter fare l'unboxing. Questo mettiamo qui dentro così non perdiamo niente, come ci vuole un po' per imballare lì. Allora andiamo ad aprire quest'altro pacco, guardate, questo pure pesa, apriamolo di qua. Quindi quel simbolo batterie era per le due batterie a bottone che vanno ad alimentare il telecomando. Ok, perfetto. Allora e questo è un'altra cosa natalizia che volevo tanto mettere, e anche questo lo metterò fuori. Questo è un albero di Natale gonfiabile, ok, dovrebbe essere alto più di 2 metri, quindi qui è tutto chiuso, sigillato, ma e ci dovrebbe stare anche la pompa. Vediamo un po', lo andiamo ad aprire giusto per curiosità, per vedere giusto cosa c'è dentro. Allora ovviamente sì, vedete, ci sono anche qui delle luci, però ammazza, guardate com'è messo, pressato proprio qui dentro. Mi sa che non riuscirò mai a rimetterlo io quest'albero di Natale. Tra l'altro è un albero di Natale gonfiabile e queste dovrebbero essere le luci, chissà se funzionano, proviamo un attimino, voglio vedere solo se si illumina qualcosa. Tanto questo non è programmabile, quindi no, questa era la pompa. Ci dovrebbero essere anche i LED, però era partita la pompa per gonfiarlo. Quindi questo va a comandare sia i LED che la pompa. Ok? E qui dentro c'è la pompa che si autogonfia, dice che ci mette circa 3 minuti addirittura. Vedete? Allora, qui dentro c'è il contenuto. Vedete? Ci sono i built-in LED lights, quick influence full, ah no, in un minuto, pensa, nella, poi facile da sgonfiare e diciamo resistente al vento, vabbè, per modo di dire, ovviamente tutto cinese, però già ci sono i LED, vedete, e si gonfia da solo con una sola spina. E questo mo mi divertirò sempre oggi pomeriggio a gonfiarlo, vedremo stasera, oggi pomeriggio. E comunque questo è un altro acquisto carino per chi ha un minimo di giardino che dà sulla strada, come nel mio caso. Allora questo può essere una bella idea. Io questo poi dovrò zavorrare il tavolino. Poteva mancare il mio amico grande Luca Cusani, che l'altra sera si è dilettato nel montaggio di una 500 elettrica. Andate a cercare quella live registrata, che Luca si è messo lì e si è montato una 500 elettrica modellino, bellissima. Devo dire complimenti, perché sempre belle cose ci fai vedere. Ovviamente la tua passione, come sappiamo, hai pubblicato anche degli short, il grande Luca, degli short in cui fa vedere la sua collezione non indifferente di macchinine. Bene, bene, fa piacere, perché diciamo è retro computing, sì, però lo so che ti ha fatto ammattire, ma io c'ho una cosa che mi farà ammattire parecchio di più. Stava qui, l'ho portato di là. L'anno scorso mio fratello mi ha regalato per Natale, quindi è un anno già che ce l'ho. Un secondo che ritorno subito, un secondo, un secondo. Vi voglio far vedere,
Eccolo, eccolo! C'ha un anno, ma io c'ho paura a sballare questo. Su YouTube è pieno di tutorial e di gente che l'ha montato. Giradischi funzionante, tutto di legno, però da montare è veramente è un'impresa titanica, lo oserei dire. Vedete? Questo è un grammofono che non è un grammofono perché poi si collegherà via Bluetooth a qualsiasi a qualsiasi sorgente Bluetooth. Viene così, ma sono talmente tanti pezzi. Noi già ci stiamo ammattendo lì per fare un puzzle da 2000 pezzi. Ce l'abbiamo sul tavolo da quest'estate, ancora non è finito. Però veramente questo poi è un peccato perché questo funziona veramente, però sono tanti pezzi, sono tanti pezzi. È un bellissimo regalo questo. Dovrò prendere un momento in cui ci sto con la capoccia, quindi con la calma, dovuta calma e il dovuto tempo. Cioè io dovrò dedicare un tavolo, perché io ho visto che certa gente ci ha messo un mese a costruirlo, eh. L'hanno detto anche nei video, perché se cercate questa marca su YouTube e ci mettete Classical Gramophone, eccetera, trovate un mare di video, ma proprio tanti. Io ne ho trovati tanti, anche guida passo passo per montarla, però hanno detto che ci vuole parecchio tempo. Quindi veramente queste cose sono molto belle, però vanno prese un po' con le molle, con calma, ok? Quindi, quindi un saluto al grande Luca e andate ad iscrivervi al suo canale Luke74 Channel, ok? Detto questo, mi sa che siamo arrivati all'epilogo, perché questo lo mettiamo qua in modo che si vede, non si vede. Comunque ci abbiamo da fare. Ancora lo sfogliamo insieme di questo, insieme a mia moglie, se riuscirò durante le vacanze di Natale a trovare del tempo per fare, diciamo, lo sfogliamo insieme di questo, perché mia moglie, come sapete, negli anni 90 faceva una fanzine, e quindi lei se ne intende parecchio di fanzine e ne parliamo parecchio delle fanzine. Tra l'altro sono andato per prendere quella roba di Natale, dell'albero e del presepe che vedete qua dietro. Vi faccio vedere un'anticipazione. Ho preso una pila di fanzine dalla soffitta che poi vedremo insieme quando faremo lo sfogliamo insieme di questi. Poi ieri l'edicolante mi ha chiamato e c'era questo, sempre tutti quanti spray editori, e comunque questo sono commedie romantiche e questi sono i telefilm, diciamo quelli con degli anni 90 innanzitutto. Sono di vedere l'albero gonfiabile, lo so, ma questo è alto più di 2 metri e lo gonfio direttamente fuori. Quindi ho fatto vedere, siccome non costa tantissimo, a parità è costata di più questa serie di lampadine. Cioè, questa serie di lampadine che ho fatto vedere prima è costata un sacco di soldi, però ne è valsa la pena. L'ho fatto vedere la differenza pure con una serie di quelle da 10 euro dei cinesi. Questa non è cinese, è nata cosa. È nata cosa. E questo ho fatto vedere che qui c'è la pompa automatica. Io ho attaccato questa alla corrente pensando che si illuminassero i LED, mentre invece era partita la pompa che se lo gonfiava qua dentro mi si rovinava tutto quanto. Comunque è pressato qua dentro, ragazzi, che fa paura, e si gonfia da solo e si sgonfia anche da solo. Quindi, e questo lo gonfierò come già ho detto, lo gonfierò nel pomeriggio e lo metterò, che diciamo che dà verso la strada. Allora, quindi Beverly Hills ve l'ho fatto vedere, quello Beverly Hills è solo uno, si parla lì di X-Files, di Baywatch, tutti i telefilm che hanno fatto la storia degli anni 90, Laura Palmer, Twin Peaks, io poi anni 80, anni 90, telefilm, ma magari li volete, Allora, episodi infiniti, vedete, Twin Peaks, Baywatch, X-Files, Melrose Place e chi più ne ha più ne metta. No, qua non si vede, lo mettiamo qua. Ecco,
albero di Natale, lucine di Natale, e poi ci sono, diciamo, il disco che l'abbiamo visto, l'unboxing rock di Vasco Rossi, poi vi metterò il link in descrizione se lo volete acquistare, e andiamo a fare, lo sfogliamo insieme finalmente, di Japan Magazine number 7, numero 7, dedicato a Ranma Mezzi, e non solo, e non solo. Allora, come ci ha abituato sempre Japan Magazine, ecco il primo dei 4 poster, ok? Quindi subito partiamo col primo dei 4 poster e poi vediamo Galattica, pubblicità di una, tra virgolette, fumetteria, ok? E poi subito il sommario di ciò che contiene questo numero, ok? Come vedete c'è anche Lupin in basso, non è che c'è. Allora, finalmente in Italia, e poi c'è l'editoriale, vedete? Il punto, cioè l'editoriale. Alessandro Agnoli, sempre lo salutiamo e andiamo avanti. Ovviamente, come da sempre Japan Magazine ci ha abituato, Dragon Mail e subito la posta dei lettori. Ok, 2 belle pagine dedicate alla posta dei lettori, e poi si entra nel vivo di quello che è un anime e un manga che ha veramente fatto la storia, Ranma Mezzi. Ovviamente hanno fatto il remake, cioè praticamente di Ranma adesso stanno diciamo mettendo online, io oramai dico online perché non si dice più mettere in onda. Quando uno diceva mettere in onda nelle televisioni è perché veniva trasmesso sull'etere tramite delle onde, e quindi mettere in onda un cartone animato. Adesso viene trasmesso sui cavi, spesso adesso piano piano tutti quanti ci stanno portando le fibre ottiche dentro casa, quindi non è più un mettere in onda, ma mettere online su un server, diciamo, il remake di questo mitico anime, ok? E lo stanno facendo, ovviamente è in Full HD, Ultra Full HD, 4K, 8K, 12K. Siamo andati al cinema a vedere diciamo Oceania 2 in 4K, non lo so quanti K erano, si vedeva uno spettacolo. Comunque col digitale stiamo facendo dei passi da gigante, e quindi fotografia e cinema, animazione stanno facendo dei passi da gigante, si vedono sempre meglio questi cartoni animati. Infatti la serie classica non si sarebbe mai potuta vedere come questo remake che hanno fatto e stanno aggiungendo. Non mi ricordo se sta, mi pare di sì, su Netflix, non mi ricordo però, io perché ho Disney Plus e lì vabbè non c'è, poi ho Amazon Prime Video e poi ho Netflix, e come Cutiani non lo conosco. Birichino Cutiani, vabbè lasciamo stare. C'è pure addirittura uno speciale qui in mezzo a queste fanzine dedicato a Cutiani, cioè Cutiani era uno spettacolo. Vabbè, non vi dico di che parla, andate a cercare su Google Cutiani. Comunque questo è uno speciale, come vedete ci sono anche delle immagini, spero che non mi blocchino il video per queste immagini che vengono pubblicate su una rivista venduta in edicola a grandi e piccini, attenzione, perché poi ovviamente Ranma è uscito anche Ranma X, vabbè. Comunque noi ci atteniamo a quello che la Takahashi ha ideato, diciamo, quindi tutte le cose esileranti, tutte le avventure esileranti vissute da Ranma, che è un ragazzo caduto nelle fonti maledette. Vi dico soltanto quello che succede nelle fonti in Cina, e praticamente lui diventa una ragazza, il padre diventa un panda, Shampoo diventa un gattino, Ryoga un maialino, e quindi diciamo ci sono tante avventure poi dedicate a tutti i personaggi che girano intorno alla famiglia Tendo, che è la famiglia di quella che è stata appioppata a Ranma come ragazza, cioè Akane.
la famiglia di Akane Tendo, che ha 2 sorelle e il padre, ok? Quindi gli piombano dentro casa Genma Saotome e Ranma Saotome, quindi padre e figlio, tutti e due caduti nelle fonti, quindi lui, il padre, si trasforma in panda, lui invece si trasforma con acqua calda e acqua fredda, cioè acqua calda si trasforma in ragazzo, acqua fredda si trasforma in ragazza, quindi quando piove e lui è un ragazzo deve scappare che sennò si trasforma. Cudiane è da ragazzi, non è da bambini, è da ragazzi, però diciamo che ci può stare, da bambini no, però da ragazzi sì, da ragazzi ci può stare, ce ne stavano tanti di quel tipo, che è un po', diciamo, è un po' sul piccante, un po' come questo, un po' più, diciamo, un po' più di Ranma, anche perché, ecco, guardate le scene che c'erano, che adesso non le hanno più censurate, queste sono le scene censurate di Ranma, che in Italia vennero parzialmente censurate, perché poi vennero ritrasmesse anche gli episodi senza censura, ci mancherebbe altro, però questo addirittura è il primissimo episodio, guardate qua, per ben 2 volte Ranma e Akane si incontrano nel bagno mentre uno o l'altro stava facendo la doccia, ok? Quindi diciamo che ci sono pure delle scene piccanti, ovviamente. Poi questa, vabbè, questa è la mitica scena in cui Ryoga per sbaglio taglia i capelli ad Akane, e da quel momento Akane, che aveva qui i capelli lunghi come vedete, di qua comincia a avere i capelli a caschetto, ok? Quindi diciamo che dall'episodio in cui si stavano battendo Ryoga con Ranma, per sbaglio Ryoga taglia i capelli ad Akane, e da quel momento Akane ha i capelli a caschetto. Comunque ecco, vedete, io ho pure tutte queste videocassette, ce l'ho sul mobile, lì non l'ho presa perché, cioè, quelle sono le videocassette originali, vedete qui poi. Già, queste sono immagini prese dal cartone animato normale, non è preso poi da chissà quale sito che fa, no, questo era proprio il cartone animato normale, che era così, ok? Quindi, e qua si parla ovviamente della Rumiko Takahashi, che ovviamente ha fatto la Mu, ha fatto Inuyasha, ha fatto... Ma come non c'è Codiani in italiano? A voglia! Sia l'anime che il manga, cioè c'è in italiano. Se vuoi te lo passo io, non c'è problema. Io ce l'ho tutta la serie di Codiani in italiano. C'è. Venne trasmesso, mi pare, se non sbaglio, da TVR Voxon, da GBR, qualcosa del genere, però venne trasmesso Cutiani. Aspetta che ti dico anche, guardate, in tempo reale, che io mi diverto a fare queste cose. Qui andiamo, se apriamo una biro buona, allora, ecco, Cutiani era uno spettacolo comunque, Cutiani, è una specie di Ryosaeba femminile. Tra l'altro era la combattente dell'amore, era l'anime preferito di un mio vecchio amico che non ci vediamo più. Tra l'altro è di Gonagai, cioè, quindi allora è stato trasmesso edizione VHS giapponese nel 95, quindi anni 90. Ovviamente mi sto documentando al volo per vedere, perché Cutiani in italiano c'è, la combattente dell'amore, è una serie di OAV. Tra l'altro basta che vedo nel NAS, ma adesso non posso accedere al NAS. Francia, Dynamic Italia, vedi? Distribuita da Dynamic Italia nel 2004. No, questo no, prima del 2000 venne pubblicata. Cutiani. Allora, mo ho letto una cosa, tra l'altro, mo ve la dico. Il direttore del doppiaggio italiano, indovinate un po' chi è? Il grande amico Fabrizio Mazzotta, Eros di Pollon, Mizar di Goldrake, ha doppiato il mondo. Grandissimo Fabrizio, lo saluto perché è un amico magari di vecchia data, noi ci incontravamo all'Expo Cartoon, è vero? All'Expo Cartoon di Roma, ma non solo, ci vedevamo spesso pure con Fabrizio Mazzotta
ma oramai parliamo di tanti anni fa, ma io lo seguo, siamo anche amici e seguo tutto quello che lui pubblica perché è anche un fumettista, se non lo sapete. Fabrizio Mazzotta gli piace anche disegnare e disegna anche cose un po' piccantine. Bravo Fabrizio! Andate su Facebook, cercate Fabrizio Mazzotta, che è ovviamente doppiatore è un doppiatore storico, se parliamo di Goldrick, del primo doppiaggio, quello degli anni 70, fine anni 70, e poi non solo, ovviamente vi ho nominato Pollon, ma ha doppiato anche dentro Ranma stesso, ci sono delle parti doppiate da lui, da Fabrizio Mazzotta, e lui è stato il direttore del doppiaggio italiano degli 8 AV di Cutianei. Quindi vedete quante cose riusciamo a imparare. Mi era sfuggita questa cosa perché sinceramente non la sapevo. Non lo sapevo, l'ho letto ovviamente qui su Wikipedia, dove c'è scritto direttore del doppiaggio italiano Fabrizio Mazzotta. Ecco, nel 2004 DVD contenente la serie è stato aggiunto un CD drama contenente il nono episodio ambientato a Natale. Ah, quindi vedete, allora lo staff della serie, ma alla fine la serie è nel 95, nel 2004 raccolta DVD, però qui non so se in Italia è stata, comunque io ce li ho questi 8 AV, quindi se sei interessato ci sentiamo e te li condivido su Telegram, non è un problema, te li mando su Telegram, non è un problema, ci vuole pochissimo, sono 8 AV, figurate, io sono abituato a serie tipo Ken il Guerriero, 140 episodi, I Cavalieri dello Zodiaco, infiniti OAV e infiniti episodi delle varie serie, oppure che ne so, Dragon Ball, che so cose infinite. Secondo me comunque la cosa più infinita di tutte, lo sappiamo tutti qual è, sono i Simpson. I Simpson, eravamo piccoli tutti quanti e c'erano i Simpson, siamo grandi, padri di famiglia e ancora fanno episodi nuovi dei Simpson, è incredibile. Comunque qui dicevo, parla della Takashi, qui vedete pure Maisoni Goku, è quasi Magia Johnny, insomma lei ha sfornato dei capolavori, cioè la Rumiko Takashi non so come definire perché veramente ha, diciamo, ha riempito, ma non solo la nostra infanzia, perché Rumiko Takashi e poi ha fatto delle opere veramente belle, perché già la Mu parla da sé, cioè già la Mu secondo me, poi ci hanno messo Ranma vicino, Inuyasha che è sempre un po' da ridere, ambientato nel, diciamo, nel periodo nel passato, perché è la storia di questa ragazza che cadendo in un pozzo si trova nel passato e quindi è ambientato nel passato, però poi può ritornare anche nel presente, insomma è bello Inuyasha anche quello, insomma sono tutti anime che si lasciano guardare episodio dopo episodio, quindi veramente i primi passi verso il successo della Takashi, qui si parla sempre della Takashi, io continuo con lo sfogliamo insieme, vedi, vedete, dalla Mu a Maisoni Goku, vedete la storia d'amore tra Kyoko Otonashi e Godai, vedete, poi c'è Soichiro il cane e ci sono i Kinose, tutti i personaggi diciamo del condominio dove Kyoko è l'amministratrice, ok? Eh sì, te lo mando, tanto c'ho il contatto Telegram, quindi che ci vo, che ce vo, te lo mando. Dai, appena finita la live te mando tutto. Una creatività sconfinata, vedi? Infatti è quello che io dico della Takashi, vedete? Proprio il titolo adatto proprio alla Takashi, una marea di personaggi tutti esileranti, tutti ai limiti diciamo una linea di confine tra ciò che è permesso e ciò che non sarebbe permesso, quindi diciamo gioca molto su questo la Takashi, è fortissima, le sue opere sono... Oh, cambiamo argomento, basta da Takashi, basta Ranma, basta Maison Goku, Berserk. Ok, andiamo avanti, non mi soffermerò tanto anche perché questa live quant'è? So 50 minuti, è già troppo lunga. Oh, qua dietro c'è una busta di Lego, questi sono dei Lego, vabbè.
Anche io, come sapete, purtroppo, mio malgrado, sono un patito di Lego. Eh, quanto prima faremo una live infinita, una mattina che ho tutta la mattina disponibile, iniziamo, che ne so, verso le 9 e un quarto e mi monto il Grogu di Lego che non ho ancora montato. Il Grogu quello grande, mi è stato regalato, mi sa, 2 anni fa da mio fratello e ancora no, no, mi sa che sempre l'anno scorso perché era il compleanno. Oh, e questo è il mercatino di Japan Magazine chiamato la Fiera del Bambù, dove si vende, si compra, si cerca, ok? Oh, Ribbon, agosto 1955, 6 mesi dopo il lancio della Nagayoshi da parte il gigante settore editoriale decide che non può lanciare in mercato lo shoujo in mano a concorrenti. Nasce così la rivista Ribbon ed è l'inizio di una rivalità che durerà fino ai giorni nostri. Ci sono tanti inserti, diciamo tante notizie all'interno di questa rivista Japan Magazine edita da Sprea Editori. Oh, io ci tengo a dire che di questi sfogliamo insieme. Io le riviste le compro tutte, infatti mia moglie ha detto devi fare una cernita, infatti l'anno prossimo faremo una cernita perché io le pago tutte, a parte questa che tra l'altro hanno aumentata pure di 1 euro, tutte le altre costano 12 euro, no, 13 euro una rivista, è tantissimo. Oh, e qui abbiamo ovviamente la pubblicità all'album che contiene tutti gli episodi che vediamo qui dentro Japan Magazine e qui è il fumetto di Love Militia con Cristina D'Avena. Vedete? È un fumetto preso dal telefilm, quindi sono fotogrammi del telefilm a cui sono stati aggiunti i fumetti nel vero senso della parola. Ovviamente questi fotogrammi sono stati ritoccati uno per essere poi pubblicati su una rivista. Vedete, sono tutti ritoccati questi fotogrammi, ok? Per poi arrivare, diciamo, al poster centrale che ovviamente è dedicato a Ranma, qui vedete è Ranma, di qua pure ovviamente si vede Shampoo, questa è Shampoo di Ranma, e poi all'interno invece mi pare che c'è Inuyasha. Vediamo, questo guardate, Ryoga, Ryoga compare 2 volte, non è possibile, e questo è il maialino Pichan che sta sempre in braccio ad Akane Tendo, e di qua c'è Ranma. All'interno a me mi pare di aver visto, sì, vedete, questo è Inuyasha col suo costume rosso. Ok, quindi questo è il poster, da una parte c'è Ranma e dall'altra c'è Inuyasha, e poi qui continuiamo con il fumetto di Love Militia, il telefilm con Cristina D'Avena, sempre negli anni 90. Ok, guardate che gli anni 90 sono stati degli anni bellissimi dal punto di vista dei computer, delle console, dei videogiochi, dal punto di vista musicale, dei vinili, dei DJ, dal punto di vista della televisione, da tantissimi punti di vista. Sono stati degli anni di lancio proprio per tutto ciò che poi abbiamo oggi. Oh, tutte le giacche del Lupin III, la prima serie giacca verde, vedete poi giacca rossa, giacca rosa, tutte le giacche di Lupin III. Carina questa cosa, questa trovata di fare un intermezzo così. Ho il cosplay, che sapete che anche a mia figlia piace parecchio fare cosplay, quindi vestirsi da personaggi di videogames, anime o manga. Ok? Guardate, c'è pure gente che si veste ovviamente da Capitan America, da Maleficent, ecco lì da Kiss Milicia, addirittura col gatto Giuliano. Quindi vediamo che ci sono, diciamo, diverse persone a cui piace vestirsi. Ho visto Iron Man, un'armatura fatta veramente molto molto bene in giro ai Castelli Romani, stavamo alla Fiera delle Castagne. Oh, io mi sto rivedendo piano piano nel tempo libero la serie completa dei Cavalieri dello Zodiaco, tra l'altro rimasterizzata in 1080p, bellissima. Io tra l'altro anche all'epoca, con tutto che i Cavalieri dello Zodiaco è tra i miei anime preferiti, non avevo visto tutti gli episodi come
Quindi io, Ken il Guerriero, sono arrivato alla seconda serie e mi sono un attimo fermato alla Terra dei Demoni. Pausa un attimo. E ho cominciato con i Cavalieri dello Zodiaco e tantissimi episodi io non l'avevo visti. Non mi ricordavo che erano così tanti i Cavalieri d'Argento. Non mi ricordavo che ci volevano così tante puntate solo per arrivare alle 12 case. E questo è un altro doppiatore, Riccardo Rovatti, è un altro doppiatore ovviamente all'interno di Dragon Ball Z. Vedete, Majin Buu, un personaggio mille forme. Majin Buu. Oh. Andiamo avanti che siamo quasi alla fine di questo Sfogliamo insieme, speciale manga da non perdere, vedete. Oh, qui si va sempre in Giappone, ok? Quindi io vi sto facendo vedere il contenuto di questa rivista, ma vi invito ad andare in edicola ad acquistarla, la trovate ancora tranquillamente, anzi vi metterò anche il link per acquistarla su Amazon, tranquillamente si trovano anche su Amazon, quindi vi metto anche il link. Se non volete andare in edicola, ecco la classifica della Fiera del Bambù, la classifica, Dragon Ball, eccetera. Ecco qui la classifica. Oh, Video Girl, Video Girl, Video Girl, io anche ho tutti i fumetti di Video Girl, ho tanto materiale su Video Girl. Questo è un altro anime, manga, soprattutto manga, perché anime mi pare che hanno fatto degli OAV se non sbaglio, però diciamo il manga, il fumetto è qualcosa di veramente spettacolare. Video Girl e Video Girl sono due video girl, cioè che escono dal videoregistratore, vabbè, lasciamo stare, però sono delle, diciamo, delle storie che vanno lette, belle, veramente belle. Video Girl, se una sera all'improvviso una ragazza da un videoregistratore, qua ci manca uscisse, vedete perché qui c'è scritto, io come vi ho detto, vedete, se una sera all'improvviso una ragazza da un videoregistratore, Video Girl, guardate, veramente sia Video Girl che Video Girl sono spettacolari, vedete i disegni sono fatti così di Video Girl, eccoli qua, guardate che belli, veramente belli i disegni di Video Girl. Si cresce, si impara, si cambia, guardate, tutto uno speciale dedicato anche a Video Girl, e magari un domani io vi faccio vedere anche i fumetti, vedete qui siamo al limite. Luca, ci sei ancora? Guarda, guarda Video Girl. Io questo ho letto, guardate, quando ero giovane, perché ovviamente avevo meno, Luca Comics, lo so, guardate, non è quello che pensate questo Video Girl, è a sfondo di quello che pensate, comunque, maliziosi che non siete altro. Comunque, è bello anche questo, bello. Balletto e vabbè, c'è qualcosa di animato e quello va visto, ovviamente. Negli anni 90 quante cose sono uscite, secondo me se ci mettiamo ci vogliono veramente in altri 10 anni per vedere tutto, ma pure di più per vedere tutto. Vedete, questo è un po' di enigmistica a stile anime. De qua ci stanno le parole crociate di Capitan Harlock, de qua c'è Bia, la sfida della magia, ci sono un po' di rebus a sfondo Dragon Ball, quindi un po' di rebus, tutta enigmistica a sfondo anime. Qua invece 21st Century Boys, quindi siamo sul finale di questo Japan Magazine, vedete le pagine finali, e poi è così.
Ah, ecco, e qui parliamo di Titan 3, le sexy assistenti di Alan Benjo, Beauty e Reika. E poi ovviamente Japan Magazine ci abituò alle copertine delle videocassette, e qui sono copertine per VHS. Vedete? Questo è Tommy la stella dei Giants. Oh, bellissimo! Ed ecco il mio cartone animato preferito, che è l'Incantevole Crimi. Guardate che bello! Questa è la copertina per un'eventuale videocassetta. E qui c'è un altro di quelli miei preferiti, Nadia e il mistero della pietra azzurra, liberamente tratto dal romanzo di Giulio Verne, 10.000 leghe sotto i mari, la storia di Nadia. Ah, beh. E qui ovviamente ci sono le soluzioni dei giochi, Capitan Harlock. Qui si parla dei Cavalieri dello Zodiaco, che hanno fatto uno speciale Anatomia dell'anime, e la miseria, 128 pagine a 30 euro, Yamato Edizioni, quindi questo non è Sprea ma è Yamato, vedete? Questo è uno speciale, un qualcosa dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco. E qui c'è Capitan Harlock, l'ultimo dei 4 poster che ci propone Japan Magazine numero 7. Bellissimo questo poster di Capitan Harlock. E poi c'è l'ultima di copertina, che come dico sempre è molto importante, perché uno nella metro, sull'autobus, legge la rivista così, e avere, diciamo, tutta questa scritta fa vedere a chi c'è di fronte il contenuto di questa rivista, così se gli piace magari l'acquista. Quindi l'idea di fare una quarta di copertina con una sorta di indice dei contenuti della rivista è veramente ottima, ottima, perché ti fa venire voglia magari poi di comprarla la rivista. Oh, e quindi io vi metterò in descrizione, tra l'altro, i link per comprare questo. Descrizione del video su YouTube, non su Facebook, tanto lo levo su Facebook. Su Twitch manco rimane, quindi su Twitch si cancella da solo tutto quanto. Su YouTube che rimane tutto, io vi metto il link per comprare Japan Magazine numero 7, il vinile di Vasco Rossi Rock in edizione limitata vinile splatter, c'è scritto in questo adesivetto qua, ve l'ho fatto vedere. Sì, anche queste, diciamo, ve lo faccio vedere chiuso, tanto erano due, queste serie di lampadine a LED, anzi in chiusura di live, 1 ora e 3 minuti ce la facciamo, vi voglio far rivedere, ah no perché lo staccate, vabbè le riattacchiamo, dai, ci vuole un secondo, vi voglio far rivedere la bellezza di questa serie di lampadine, ve lo voglio far rivedere perché veramente meritano. Allora, stacchiamo, se ci riusciamo, sì, ok, attacchiamo, ed eccoci qua, ve lo voglio far rivedere in chiusura di live. Guardate i giochi di luce che fanno queste lampade. Tutta la serie può essere colorata di rosso, di rosa, di giallo, di verde, di azzurro, di blu, blu scuro, blu chiaro, verde scuro, rosso, rosa, fucsia, tutti i colori. Qui ogni singolo LED ovviamente è RGB, contrariamente ai LED che vendono attualmente a 2 lire per gli alberi di Natale, che sono LED o tutti gialli o tutti verdi o tutti blu o tutti rossi. Ok? Questo invece ogni singolo LED può diventare del colore che vogliamo, e quindi ecco spiegato perché queste serie di lampadine hanno un costo abbastanza elevato. Però se volete fare diciamo, una decorazione decente, vi consiglio di acquistare appunto questa serie di lampadine, anche perché costa di più, ma non così tanto di più, diciamo, delle serie di lampadine che poi durano da Natale a Santo Stefano, come si dice, cioè nel senso che durano poco. Ok? Allora, siamo in chiusura di live, ragazzi, abbiamo fatto tante cose in questa oretta che siamo stati insieme, Abbiamo fatto lo sfogliamo insieme di questo numero 7 che vedete là in alto di Japan Magazine, abbiamo fatto l'unboxing del disco rock di Vasco Rossi
ve lo faccio rivedere. Rock di Vasco Rossi, eccolo qua, edizione limitata splatter, in edizione limitata. Dovremmo fare insieme a mia moglie il, diciamo, vedete, Anime Cult. Anime Cult era dedicato alle fanzine. Mia moglie negli anni 90 faceva una fanzine e quindi è giusto che la faccia insieme a lei questa, diciamo, questa live. E poi faremo lo sfogliamo insieme di commedie romantiche e poi dei telefilm degli anni 90, partendo da Beverly Hills 90-210 e poi passando per Twin Peaks, Baywatch, X-Files, Mirror Place e chi più ne ha più ne metta, perché negli anni 90 ne uscirono tantissime, poi negli anni 80 erano un po' più, diciamo, un po' più per ragazzi, perché ci ricordiamo MacGyver, Boy Luke, diciamo Supercar, Street Hawk, Automan, Riptide, erano prettamente telefilm per ragazzi. Negli anni 90 si è ribaltata la storia e hanno fatto un bel po' di telefilm invece prettamente un po' più dedicati alle ragazze, più che altro, un po' dedicati a tutti, ma con in particolar modo per un pubblico femminile. Tutta questa roba, anche se X-Files è, diciamo, quasi è per tutte e due, insomma, perché ci possono stare patiti del mistero da entrambe le parti, e anche Twin Peaks, i misteri di Laura Palmer, ma ci sarà tanto da dire anche quando faremo lo sfogliamo insieme di questo numero. Come vedete, Sprea ci sta diciamo facendo ricordare a quelli della mia età gli anni 80 e 90 e li sta facendo conoscere alle nuovissime generazioni, facendo vedere ciò che diciamo vivevamo noi, che all'epoca avevamo tra i 15, 16, 17, 20 anni, 22, diciamo chi era un po' più grande negli anni 90 e abbiamo vissuto appieno, diciamo, tutto quello che Sprea ci sta facendo vivere, rivivere, diciamo. Ok? Quindi grazie mille a Sprea Editori. Vi invito ad acquistare queste le trovate proprio, le ho prese ieri mattina, le trovate, stanno in edicola adesso, queste due. Questa è un po' che è uscita, però ancora la trovate, ma se lo trovo vi metto il link per acquistarla su Amazon. Ed anche questa, vabbè, questo è l'ultimo numero, il numero 7 di Java Magazine, vi metto anche il link di questo in descrizione, ok? Grazie mille di essere stati con me, vi lascio la sigla, vi invito come sempre a visitare i miei siti, classe74.it è il principale, legolando.it è dedicato ai Lego, starwarsstore.it è dedicato a Star Wars, renijstore.it è dedicato alla musica e il mondo del vinile.it dove troverete tanti altri vinili. Questo ancora non ce l'ho messo, comunque troverete tanti vinili, ok? Detto questo, grazie mille di essere stati con me. Oggi è Reni Toons, quindi cerchiamo un qualcosa che ci abbia a che vedere con Reni Toons, ok, e siamo pronti a salutarci. Io vi auguro buon sabato pomeriggio, sono le ore 12:55, quasi l'una, buon pranzo a tutti. Quindi se volete vedere questo presepe nel dettaglio cercate il video, ho fatto un video in Full HD 1080p, quindi andatevelo a vedere questo presepe, ok? E lo vedrete tutto nel dettaglio, ok? C'è il video sul mio canale. Grazie a tutti, ci rivedremo senz'altro prima di Natale anche per farci gli auguri, ok? Grazie di essere stati qui con me, alla prossima, ciao, buon pomeriggio.